Buongiorno a tutti ragazzi, ancora brutte notizie. Una scossa di terremoto è stata registrata stanotte alle 4:25 dall'INGV. La scossa è stata di magnitudo 2.1, in effetti è in provincia di Messina, quindi ragazzi il terremoto è avvenuto in Sicilia, quindi diciamo che è stata molto profonda, non tanto però, diciamo 30 km, ci mancava un metro per 30 km. In effetti non è stata tanto sentita da tutti, ma da alcune persone più sensibili, mentre la maggior parte non si è nemmeno accorta che c'è stata una scossa. Ciao Fiorella, ciao Marcella. Quindi in effetti questa notte, ciao Alessandro, come vedi dicono i terremoti non ci sono mai e poi puntualmente ci sono. Stanotte alle 4:25 c'è stata una scossa a Messina, vicino a Messina in effetti, a sud di Cesarò, che è una provincia, ragazze, di Messina. È stata profonda 29,9, quindi un metro per 30 km. Ciao Amelia, ciao Sofia. E quindi non è stata sentita proprio da tutti, però qualcuno più sensibile, ciao Patrizia, l'ha sentita. Quindi in effetti la Terra trema sempre, non è collegato al Vesuvio, all'Etna voglio dire, quindi non pensiate che sia dovuto al vulcano. Sì, sì, ormai è una cosa all'ordine, è tipo la faglia di Sant'Andrea, ogni giorno ci sta un terremoto oramai. Qua non si fa mai pausa, quindi fortunatamente le scosse sono di bassa magnitudo, vengono percepite dalle persone, un po' di paura, ma rimane così perlomeno qua. Questa è la fortuna che abbiamo noi. In altri paesi invece la scossa è molto più pesante e i danni poi ci sono da altri parti. No, no, nulla, nulla, zero. Alcune persone non l'hanno neanche avvertita, pensa un po', perché comunque 2.1, 30 km. Sì, a Colliano, sì, a Catene di Sant'Antonio. Quindi diciamo che non tutti l'hanno sentita perché è stata profonda 30 km. Alcuni l'hanno sentita e ci sono persone che hanno più sensibilità di altre, però a Ponzone. Guarda, ma ti dico una cosa, io mo sto a Salerno, no? Grazie pure a te. Io sto a Salerno, no? E ti posso garantire, l'unica scossa che mi ricordo ero bambino. Ed era l'86 se non mi sbaglio, che stavo nei mondiali. È successo durante i mondiali. Mi ricordo che stavo con mia nonna perché sono cresciuto con mia nonna. Mi ricordo solo che all'improvviso stavamo vedendo la TV e ho visto, sai, a quei tempi non si usava come qui, che ne so, la stufa a gas, i termosifoni, sai, quelli di ghisa. Avevamo, ti ricordo, non so se molti di voi ricordano, la stufa quella là rotonda che si metteva il carbone dentro, si accendeva e si metteva sì a terra. Io ho visto che noi stavamo con i piedi appoggiati perché quella si metteva, sì, si metteva il legno, la cosa di legno sopra e tu appoggiavi i piedi, se no il carbone ti scottava. E quindi alla fine, ragazzi, ho visto questa cosa di camminare verso sinistra. Ho detto, e che sta succedendo? E mia nonna, siccome abitavamo fortunatamente a pian terreno, siamo usciti tutti fuori, quindi abbiamo visto, poi quando siamo entrati, abbiamo visto che tutti i mobili, armadi, tutto, erano tutti spostati. La brace, bravo Patrizia, oramai mi ero proprio dimenticato il nome. Quindi ho visto proprio la brace camminare verso la porta, capisci? Verso sinistra. Fortunatamente che abitavamo a pian terreno, siamo scappati in strada. Quindi questa è stata l'unica volta che io veramente ho sentito, ma ero bambino comunque, ho sentito la scossa di terremoto. Solo in questo diciamo, momento della mia vita ho sentito il terremoto. Poi ho 43 anni e non ho mai
come faccio ad avere sempre notizie segrete? No, no, giro allora. La cosa non è che ho notizie segrete o riesco a saperle prima degli altri. In effetti, a parte che ci ho comprato, diciamo, un'applicazione che mi segnala le eruzioni, i terremoti, tutti questi fenomeni, diciamo, meteo, in effetti. Quindi diciamo che ho questa cosa sul cellulare che mi indica che mi indica queste cose. Poi una volta che io so che è successo in tale parte, vado a vederlo anche in cinese, non è un problema, lo traduco. Ho tanti amici pure che riescono a tradurmi il rumeno, il russo, il polacco, quindi non ho problemi, ho tanti amici, quindi se una cosa non la riesco a capire, vado su WhatsApp, gli mando con i vulcani. Allora ti posso aggiornare perché l'ho fatto da poco questo video. Abbiamo 21 vulcani attivi al momento in tutto il mondo, quindi compreso il nostro che è quello dello Stromboli in Italia, quindi uno solo italiano è lo Stromboli. Quindi diciamo che in tutto il mondo ce ne sono 21 che ora, mentre io e te stiamo parlando, stanno eruttando veramente nel vero senso della parola. Quindi sono 21, compreso il nostro Stromboli. Quindi diciamo non stiamo tanto messi bene, quindi calcola quanti milioni cubici di cenere sta arrivando nei cieli. Sì, lo so, quelli là che hanno scoperto in Sicilia, sì, sì, però io ti sto parlando di vulcani che stanno proprio eruttando, capisci? I vulcani proprio attivi, attivi, nel senso che stanno eruttando proprio cenere e lava. Io di questo parlo come, diciamo, attivi, perché attivo è pure il Vesuvio, attivo è pure, diciamo, tutte le altre cose, quindi sono tanti attivi, però dobbiamo vedere quale sta esplodendo e quale no. Quindi anche l'Etna è attivo, anche Vesuvio è attivo, quindi sono attivi però stanno fermi. Invece io per attivo intendo eruzione, quindi stanno eruttando 21. Sì, sì, ci facciamo una bella braccia, voglia di carboni, quando ne vuoi. A parte con tutta l'Amazzonia che sta andando in fiamme, vedi quanta carbone si farà con tutti quegli alberi che sono andati in fiamme, una cosa che ancora è in corso quell'incendio, non si riesce a spegnere. Hanno cercato pure aiuto agli altri stati, ma nessuno stato vuole aiutarli perché dicono che sono tutti corrotti. No, no, non lo so, no, non lo rilevo ancora in Trentino. Quindi terremoto in tempo reale, andiamo a vedere se dicono terremoti in tempo reale. Non credo, però sarebbe uscito già. Però voglio vedere. Sì, sì, ce l'ho pure io, sì, sì. Allora, l'ultima rivelazione che mi porta a me alle 9:42, Acquasanta Terme. Poi c'è sta questa qua di Cesarò, Messina, sì. Acquasanta Terme Ascoli Piceno, quindi alle 9:42 ragazzi. Poi nella giornata diciamo allora 8, 24, 17:51 alle isole Vanatau c'è stata una scossa di magnitudo 6. Pensate un poco, vedi che come le cose non le sappiamo, quindi adesso ho avanti diciamo tutte le scosse. Poi alle 14:30 di ieri però si parla qui, c'è stato a Foggia, a Rignano Garganico, quindi io ho tutta la serie qua di scosse. Vabbè ragazzi, vi auguro buon appetito, vado a mangiare pure io ragazzi e ci sentiamo più tardi con qualche altra notizia che comunque sempre alla fine esce, quindi è questione. Giuseppe, ci mangiamo oggi? Oggi abbiamo fatto gnocchi col pomodoro e una bella fetta di carne con l'insalata, una cosa normale. Oggi faceva troppo caldo per ragù e altre cose più materiali, diciamo. Vabbè, questo è leggero, non è tanto pesante. Purtroppo sta facendo caldo, io volevo fare ragù, parmigiana,
No, troppo caldo, quindi mi sono mantenuto leggero, diciamo. Pappette di pane a sugo, no, pappette di carne, dai. Ok, ciao Fiorella, ciao a tutti, ciao Alessà, ciao a tutti. Ciao Marcella. Termino perché vado a mangiare, ragazzi, se permettete, a mangiare. Ciao Fiorella, ciao Marcella, ciao a tutti.